Allora, fenomeno opposto a quello delle dimissioni è quello dei licenziamenti. Segretaria, che cosa emerge in questo quadro in generale nella nostra regione? Come stanno andando le cose? Che prospettive ci sono? Che cosa ne viene fuori? Purtroppo nella nostra regione in questo momento si sta attraversando una crisi molto importante per quanto riguarda un'azienda storica, per quanto riguarda l'occhielleria italiana e mi riferisco alla Safilo, un'azienda che ha in Veneto tre siti, uno a Longarone, quello con, diciamo, più corposo dal punto di vista dei dipendenti, uno a Santa Maria di Sala e la sede logistica che è appunto a Padova. Come si legge dalla stampa in questi giorni, la Safilo, l'amministrazione ha deciso di intervenire con la chiusura dell'azienda appunto di Longarone che conta 470 dipendenti. Diciamo che questa è un'azienda che viene da una situazione di ristrutturazione iniziata nel 2019, quando i bilanci di questa azienda in effetti presentavano delle difficoltà. Si è conclusa appunto a marzo 2022 l'uscita degli ultimi 50 dipendenti dalla sede di Longarone che erano appunto, facevano parte di quel pacchetto di razionalizzazione e riorganizzazione. Attualmente i dipendenti sono 470 e se per la sede di Padova e per la sede di Santa Maria di Sala non si parla di difficoltà perché vengono considerati comunque aziende, siti strategici per la Safilo, l'azienda di Longarone si paventa appunto questo rischio, questa volontà di chiusura e questo stupisce da un punto di vista, diciamo, da un punto di vista economico perché l'azienda non ha più problemi di bilancio. Il bilancio è un bilancio in salute, gli utili sono considerevoli e così come i bilanci insomma dimostrano di essere in perfetto equilibrio. La cosa quindi che inaspettata e che stupisce è che si voglia mettere mano a questi licenziamenti. Noi temiamo, anzi l'unica giustificazione che possiamo dare è una giustificazione di tipo finanziario, di un opportunismo legato a dinamiche di mercato che sono estranee al benessere dell'azienda. Quindi Rispetto a questo, esatto, questo tutto sommato nel male e nel rispetto dei lavoratori, assolutamente, guardandolo dal di fuori. Consola perché ci vuol dire che non ci sono grosse crisi aziendali, perché se ci fosse stato un crollo di fatturato poteva preoccupare, perché poi sappiamo che a un crollo ne seguono anche tanti altri, o se sono pronti a scattarne anche tanti altri, fa venire la pelle d'oca. Abbiamo già assistito a questo qualche anno fa. Invece quando ci sono queste dinamiche di riassetti o strategie si spera che in qualche modo poi la parte occupazionale venga tutelata, ma non ci sono, cioè anzi il Presidente Bonomi parlava che anzi il Presidente di Confindustria parlava di non recessione per il prossimo anno. Questo potrebbe essere un po' testimonianza o no? Chiedo a lei, dopo chiedo anche al direttore Barone. Oddio, i segnali attuali che abbiamo non sono di una situazione anche se noi andiamo a considerare l'unità di crisi che c'è in regione, i dati non sono in questo momento così negativi se li rapportiamo anche a situazioni legate ad anni in cui insomma la situazione di crisi aziendali era molto più numerosa. Mi viene in mente per esempio anche per quanto riguarda la Speedline, un'altra azienda importante del territorio veneziano della quale si parla come azienda in crisi, che però si sta cercando di trovare una soluzione e pare che la soluzione si trovi con dei nuovi acquirenti e quindi c'è tutta una trattativa in corso.
il panorama attualmente non dà dei segnali di difficoltà economiche importanti per le aziende. Certo, non sono da trascurare tutti i costi legati all'energia che stanno intervenendo in maniera importante, soprattutto Noi dobbiamo tenere presente anche che il nostro tessuto economico è un tessuto economico, quello veneto, fatto da piccole e medie aziende, tante a gestione familiare, e la sofferenza rispetto a queste situazioni del rincaro economico dei costi energetici incide sicuramente in maniera importante nella gestione e nei bilanci di queste aziende. Di fatto, sì, prego, finisca. Di fatto probabilmente ci sono appunto queste visioni discordanti. Nei prossimi mesi vedremo se si tratterà di recessione oppure se il presidente di Confindustria, come diceva prima appunto il dottor Barone, invece è molto più ottimistico. Noi ci auguriamo che questo possa essere. È chiaro che perché ci sia l'ottimismo ci devono essere poi tutta una serie di interventi anche a sostegno delle aziende e del lavoro. Il costo del lavoro è ancora troppo alto e quindi probabilmente anche alcune scelte come quella non so, di Safilo o di altre sono legate proprio da difficoltà anche legate a questi costi. Il costo energetico e il costo del lavoro in Italia restano troppo alti. Grazie. Direttore, le aziende voi avete fatto una panoramica un po' qual è la situazione tra aziende di piccole dimensioni o di grandi dimensioni, anche per gli asset interni aziendali, per cosa ricerca il lavoratore, che tipo di problematica hanno le aziende stesse? Ma noi siamo in contatto con tutte le aziende, in particolare per quanto riguarda l'incontro tra domanda e offerta. Le aziende medie e grandi sono più strutturate e con loro è un po' più facile la messa a punto di servizi e di strumenti che mettono insieme la nostra offerta di lavoratori con la loro offerta di posti di lavoro. E io credo che su questo versante ci sia proprio da incrementare una capacità di trasparenza nell'offerta di lavoro proveniente dalle imprese, in modo tale che i posti di lavoro siano più facilmente riconoscibili e raggiungibili da tutti i soggetti che hanno capacità di mettere insieme domanda e offerta, tra cui anche il sistema dei centri per l'impiego, oltre a tutti i soggetti privati, agenzie, soggetti accreditati che si occupano di mettere insieme domanda e offerta, che comunque in questo momento è ancora presente, perché comunque il Veneto ha avuto una stima, secondo Prometeia, del 2022 per il 2022 del 3,8% rispetto a un 3,4% di crescita nazionale. E da questo punto di vista si è visto come, pur con rallentamento nell'ultimo semestre, da luglio in poi, comunque ci sia stata ancora una crescita nella nostra regione. Qual è il nodo cruciale di tutta l'analisi che avete svolto, i dati che avete estrapolato, le valutazioni e considerazioni anche ponderate e comparate con gli anni precedenti, che emerge al di là dell'anno del Covid, che vabbè, secondo me non è neanche da tenere in conto perché ha presentato delle dinamiche fuori dall'ordinario? E siamo tornati al 2019, tenendo conto che il 2019 è stato un anno in cui la crisi cominciava ad arrivare, per cui l'autunno, quindi dai mesi autunnali fino all'inverno del 2019 è stato comunque un anno di raffreddamento. Noi stiamo arrivando ai numeri pre-2019, quindi siamo ritornati in pista. Siamo ritornati in pista come? Certamente con una realtà sia delle imprese e del lavoro molto più digitalizzata rispetto al passato.
certamente, perché comunque lo smart working ha obbligato tutti a rimettere in gioco una capacità digitale che prima non avevamo nella gestione del nostro lavoro. E d'altra parte molte imprese si sono rafforzate e altre sono uscite necessariamente. Quindi la realtà è che siamo ritornati ai numeri pre-2019 con una realtà, come dire, con un'articolazione un po' diversa. Certo, ci sono arrivati un po' di messaggi, vediamo di leggerli, anche se poi la risposta non è proprio di competenza dei nostri ospiti. Il problema dell'occupazione è che le aziende di servizi fanno fatturati enormi con pochissimo personale, ma là è da vedere. Forse è estremamente conveniente fabbricare occhiali in Cina o paesi orientali e poi importarli e venderli, quindi chiudere le proprie fabbriche in Italia. Anche lì tutto da valutare, perché poi è tutto un discorso anche di qualità di prodotto, eccetera. E poi abbiamo visto le aziende di ritorno, che insomma ci sono anche state. Segretaria, chiedo anche a lei, quello che voi avete seguito, che state seguendo, appunto, sono crisi, tra virgolette, crisi aziendali, quindi atipiche, fuori dall'ordinario. E invece il mondo della disoccupazione, che esiste ancora, c'è, ci mancherebbe, da chi è rappresentato? E quindi quali sono coloro che non riescono a trovare occupazione o che l'azienda espelle dal proprio ambito? Sì, coloro che non trovano occupazione o che sono più ai margini dell'occupazione sono sicuramente i giovani, le donne e le persone meno scolarizzate. E questo è uno dei motivi per cui, come dicevo prima, intervenire per quanto riguarda la formazione delle donne, soprattutto in materie scientifiche, tecnologiche, informatiche, è assolutamente importante, sì. Perché se il mercato del lavoro va in questa direzione, è chiaro che c'è tutto un tema di competenze trasversali che devono essere acquisite da chi è ai margini del lavoro. Poi ci sono, stiamo vedendo adesso che si è messo in atto appunto con il PNRR, il programma Gold, Garanzia Occupabilità Lavorativa, che la Regione Veneto tramite appunto i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro e i centri di formazione accreditati sta mettendo in piedi tutta una serie di iter per avvicinare appunto il mondo dei disoccupati, diciamo, al mondo del lavoro. È chiaro che ci sono quelli facilmente occupabili e su questi per fortuna in Veneto ce ne sono molti e quindi c'è un fenomeno di veloce anche rioccupazione delle persone. Il problema più grosso è per chi è più fragile dal punto di vista della formazione, non solo, anche dal punto di vista della situazione sociale che si trova a vivere, e quindi c'è tutto un tema importante che riguarda chi è veramente ai margini della società con problemi di tipo socio-economico, culturale, anche di tipo, come dire, tutte le persone disabili. Ecco, rispetto alle maggiori fragilità c'è ovviamente una maggiore difficoltà. È proprio per questo che tutto ciò che riguarda le politiche attive del lavoro, secondo noi, non può essere disgiunto anche da una presa in carico che passi anche attraverso un sistema sociale da parte delle istituzioni che riesca a dare delle risposte. Grazie. C'è sempre sì, devo chiudere perché siamo arrivati al termine. Finisca la frase. No, dicevo, c'è bisogno di fare assolutamente rete tra istituzioni e quindi per rispondere in maniera sempre più globale alla necessità delle persone. E quindi mi riferisco soprattutto appunto a questo tema della fragilità che non può restare isolato. Certo. Allora, io la ringrazio tantissimo Valeria Cittadin, segretaria regionale CISL con delega al lavoro. Ringrazio il direttore di Veneto Lavoro Tiziano Barone di averci illustrato questa ricerca, di averla commentata con la segretaria. Insomma, sono sempre dati molto importanti, poi ha sempre potuto aggiungere nuovi elementi che magari ci sfuggivano, che non sono completamente a nostra conoscenza. Insomma, siamo andati alle fonti questa volta. Io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro naturalmente e a voi cari telespettatori rinnovo l'appuntamento a domani, la puntata la potete rivedere in replica nel nostro sito. Grazie, buon proseguimento.